Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita Massimo Perdoncin, 42 anni di Marostica. L'uomo attorno alle 2 di notte stava rincasando quando percorrendo Viale Vicenza a Bassano, in fase di sorpasso ha perso il controllo della Jeep che stava guidando, finendo prima contro uno dei platani che costeggiano la strada lungo l'opposta corsia di marcia, per poi essere sbalzato dall'altro lato della carreggiata, sfondando la recinzione di un vivaio. L'auto si è capovolta ed è andata completamente distrutta per Perdoncin. Non c'è stato nulla da fare. Terribile lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 42enne dalle lamiere dell'abitacolo e i sanitari, giunti nel frattempo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri che ora stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente stradale, l'ennesimo con esito mortale. I militari non escludono alcune ipotesi, dal malore al colpo di sonno all'alta velocità, senza tralasciare nemmeno le condizioni dell'asfalto, pessime a causa della pioggia battente.